Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, inizia la stagione, inizia con il primo impegno di Coppa Italia Eccellenza. Benvenuti qui da Gabriele Spetta, dal Paolo Marino di Castelvetrano per Folgore contro Sciacca, una gara che sta per iniziare. Già la Folgore con il completo blu scuro è pronta a dare il via alla gara, anzi rettifico, sarà lo Sciacca con la maglia verde che attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo del vostro schermo almeno, ad attaccare quindi la formazione di trasferta del mister Iacono. Andiamo con le formazioni, partiamo dai padroni di casa, partiamo dalla Folgore con in porta Perez, poi Almerico, Pizzotto, Costamagna e Monzon dietro con Ferrando, Scozzari, Quinci, Calderone che supporteranno le giocate offensive di McLevan e Lupo. Quanto riguarda invece lo Sciacca, in porta ci sarà Elesai, nuovo arrivo, poi Mudu, Licata e Scalia in difesa, Ala, Telis, Garufo e Caternicchia davanti. Qua subito lo scatto per il numero 17 Ala, che dà fede al proprio cognome, giocherà proprio in quella parte di campo facendo l'esterno probabilmente con licenza offensiva, e poi davanti appunto per completare lo schema di mister Iacono, Pizzitola, Falciano e Locascio. Tanti nuovi volti come giusto che sia, la prima gara per entrambe le squadre in una stagione che parte con presupposti diversi per Folgore e per Sciacca. La Folgore vuole cercare di dare seguito al campionato tranquillo che l'ha vista protagonista nel corso dell'ultima stagione. Lo Sciacca invece vuole fare la voce grossa e tra le squadre che possono dire la loro maggiormente in questo campionato. Ovviamente noi cercheremo tramite le nostre telecamere, la nostra voce, di raccontarvi le gesta della squadra di mister Iacono, cominciando da questo impegno che li vede già pronti nel campo Paolo Marino di Castelvetrano per giocarsi le proprie carte in questo turno d'andata, il primo della Coppa Italia Eccellenza, una competizione che per quanto riguarda la fase regionale è stata vinta proprio dallo Sciacca l'anno scorso, quindi una missione duplice per i ragazzi di mister Iacono: dare fede, dare continuità a quell'ottimo risultato ottenuto proprio nella scorsa stagione, nella vittoria in finale contro l'Aula, che noi abbiamo raccontato anche con la voce del nostro carissimo Francesco Cammuca. Altre gare ovviamente in diretta sul nostro canale YouTube, c'è Camarat Licata, c'è Misil Meri San Piana. Inizia la stagione di eccellenza, inizia ovviamente con l'impegno propedeutico anche di Coppa. Per alcune squadre è un primo modo per farsi vedere, per altre invece è già una modalità ben attestata per provare le loro qualità e per fare anche un pochettino spaventare le dirette avversarie in campionato. Quanto riguarda invece la cornice di pubblico, sempre fantastica qui al Paolo Marino per quanto riguarda i tifosi folgorini. Non ci sono invece sostenitori dello Sciacca, quindi sappiamo benissimo che questa sarà una gara molto seguita sui nostri canali. Sappiamo che il cuore nero-verde pulsa fortissimo per la squadra grigiantina, che è pronta ovviamente a dare il meglio di sé nel corso di questo campionato, a cominciare da questo primo impegno. Sono già passati nel frattempo 150 secondi, prova sempre Ala a puntare il suo avversario, viene fermato però un'ottima chiusura di Costamagna. Ci accompagna anche il pubblico del Paolo Marino dopo l'intervento del difensore argentino, uno dei tanti nuovi arrivati nella formazione di mister Di Salvo. Tanti argentini, c'è praticamente una colonia argentina a Castelvetrano, tanti giocatori appunto che fanno fede al vessillo albiceleste. Nel frattempo attenzione ancora allo Sciacca che prova stavolta sulla fascia sinistra, non quella di Ala, che sembrerebbe essere l'uomo più cercato in questo momento dai suoi compagni. Qua ci ha provato Pizzitola, che però non è stato subito cercato a dovere. Sciacca comunque ha tanti assenti, mancano diversi nuovi acquisti, manca ad esempio l'armeno Kamenian, che ha giocato con Mkhitaryan, per farvi ovviamente un po' anche il resoconto del suo palmarès, e poi anche Frisella dato da Castellammare, ma ce ne sono tanti altri che sono pronti a farsi vedere. Qua viene steso Ala, calcio di punizione, ancora una volta il numero 17, ancora una volta a rendersi pericoloso appunto sulla fascia destra. Batterà questo calcio di punizione il numero 4 Garufo, anche lui nuovo arrivato dal San Vito Lo Capo.
alla fine cede però il pallone a Capitan Licata e sarà quindi con ogni probabilità lui a battere questo calcio di punizione sul versante destro. Lo Sciacca pronto quindi già a impensierire per la prima vera volta Perez, nuovo acquisto della Folgore, il portiere sempre argentino, per dare appunto fede a questa colonia argentina che si sta creando qui a Castelvetrano. Lui che l'anno scorso difendeva i pali dello Sport Palermo. Occhio adesso al numero 5 Licata che ha messo questo pallone al centro. C'è stata una deviazione da parte di un suo compagno che però è stata imprecisa. Ci aveva provato in questo caso il numero 2 della formazione in maglia verde oggi, ovvero Caternicchi. Andrà quindi Perez sul punto di battuta, portiere della Folgore, rilancio lontano, cercare qualcuno dei suoi compagni più offensivi, tra cui Scozzari e Quinci. Lotta forte McLevan, un altro grande nuovo volto, un altro grande colpo della dirigenza folgorina, ex Catanzaro. Occhio qua retropassaggio, il rischio che si prende proprio l'estremo difensore della Folgore, sempre McLevan a lottare, poi il pallone arriva dietro dove c'è Modù e può gestirlo senza particolari problemi. Si fa vedere la prima volta oggi Falciano, anche lui un nuovo volto. Occhio però alla Folgore che riparte con Calderone che guarda McLevan dentro l'area, non controlla McLevan, c'è un fallo commesso dall'attaccante belga e c'è anche un problema per il giocatore dello Sciacca che è a terra. Lo scontro con McLevan, c'è stato un problema per Scalia se non vado errato. Alex Scalia, anche lui che ritorna in Sicilia dopo un'esperienza di 6 mesi alla Tritium con Milano in eccellenza lombarda, acquistato dall'Unitas Sciacca. Si rialza ora Scalia che va anche a sincerarsi di quello che voleva fare McLevan in questo caso. Non è tanto contento il giocatore dello Sciacca dello scontro ricevuto appunto con McLevan. Pallone sempre per la squadra di trasferta, sarà Elesai, portiere espertissimo della categoria, che a breve andrà a rilancio. C'è stato un problema nel frattempo segnalato dal direttore di gara di oggi, il signor Daniele Mastro Simone. Guardaline per l'occasione, vicino alle panchine c'è il signor Marcello Termini, dall'altra parte del campo invece la signora Irene Di Florio, quota rosa quindi anche nella terna arbitrale. Fa sempre piacere. Rilancio buono solamente per il portiere della Folgore che chiama subito ad andare lontano i suoi. Sceglieresse di andare con i piedi, può pressarlo quindi Falciano. Alla fine il pallone era buono per McLevan, ma esce bene Licata, spizza la sfera alle parti del portiere Elesa. Giorno 4 sarà il sorteggio dei calendari del campionato d'eccellenza. Occhio qui questo pallone era stato messo in mezzo molto bene anche da Pizzitola, che adesso viene subito riservito dal numero 8 Teliz, anche lui nuovo acquisto, uruguagio con esperienza da vendere. Qui al centro del campo, quindi piccola scaramuccia qua tra Locascio e un avversario. Pallone buono al centro del rigore, prova a girarsi subito Fasciano, lotta su questo pallone Pizzitola, non riesce però a prenderlo prima che questo esca e allora nono di gioco, 0-0 tra Folgore e Unitas Sciacca. Non è adesso ancora una volta per Perez, poi si potrà rimettere i movimenti. Licata
Modù. Elesai. Va lontano Elesai. Stacca di testa difensore della Folgore, poi prova a mantenere il pallone in campo il numero 6 Ferrando, ci riesce, poi scontro tra il 6 e Scalia che mette il pallone fuori. Ci crede comunque la Folgore, ovviamente quando inizia una nuova stagione, soprattutto in un campionato come quello di eccellenza, è impossibile dare giusti valori alle squadre, bisogna anche a volte aspettare qualche mese per dare una giusta griglia dei valori di questo campionato. La storia ci insegna che la Folgore è una delle abitué del campionato, la storia più recente, in particolar modo l'anno scorso, ci insegna soprattutto che lo Shakhtar è una di quelle che può fare sempre male le formazioni avversarie. Quest'anno l'eccellenza c'è Licata che può fare davvero la voce grossa, così come il Marsala che ha fatto un grande mercato. Poi per molti c'è lo Shakhtar, ma bisogna anche vedere come si comportano le altre squadre. Siamo ancora ad agosto. Adesso occhio a Pizzitola che è stato originariamente messo in moto da Telis, pallone che però esce fuori dopo la chiusura di un difensore dei padroni di casa. Caternicchia aspetta rinforzi, spunta Scalia da braccetto moderno sulla fascia destra, cross al centro di Scalia, tutto è vuoto, Tellizza ancora, Fasciano lotta col portiere, rimane lì la palla, ma c'è un fallo in attacco. Carambola impazzita nell'area di rigore difesa dalla Folgore. Invero le spalle del portiere della squadra di casa c'era il 12, quindi questa numerazione non è sbagliata, indistinta. Non è Perez, un nuovo acquisto, bensì Catania, quindi un errore magari nelle formazioni che ci sono state recapitate. Invece uno dei confermati dei giovani anche la Folgore, che è una squadra così come tante altre nel campionato molto giovane, che sa come valorizzare anche i calciatori più inesperti. Sciacca che adesso vuole dare manforte all'occasione di poco fa, vuole cercare di continuare ad andare con continuità dalle parti del portiere avversario. Intanto c'è un fallo segnalato ai danni di un giocatore della Folgore, del numero 10 Lupo, anche lui tra i colpi più importanti di questo mercato folgorino. Prova la girata Quinci, lotta ancora il numero 24, ritorna su di lui Teliz che non riesce a pareggiare questo pallone, ci riprova successivamente il suo compagno di fascia Locascio che dice di no al tentativo del giocatore della Folgore. Ancora Licata mette il pallone fuori, fallo ai danni di un giocatore maglia verde. Allora può ripartire lo Shakhtar ancora con Scalia, rilancio lontano a cercare un'altra volta Ala, accompagna il pallone fuori il numero 19. Sarà una bella lotta oggi con Sergio Ferrando. Adesso deve solamente battere questa rimessa laterale Alex Scalia. Almerico, cercare McLevan, perde palla poi il numero 9, la riprende invece lo Shakhtar, rischia con questo passaggio orizzontale Teliz, arriva Scalia, può andare alle parti di Ala e non colpisce la palla, liscio, che poteva anche essere rischioso per il numero 17 che colpisce solamente l'aria, un pochettino meno chiamato in causa Ala. Dopo un ottimo inizio incoraggiante, 14 sul cronometro di gara, Folgore 0, Uncas 0, ancora qui dal Paolo Marino di Castelvetrano. McLevan spinge Scalia, calcio di punizione. Ancora una volta il numero 19 a scornarsi con gli attaccanti avversari. Anche
che ha avuto l'onore di giocare ai professionisti con la maglia della Pro Vercelli, per un grave infortunio ha bloccato il suo percorso di crescita, che è continuato tra San Cataldese, Castelfavara, poi Tritium anche negli ultimi 6 mesi. Per Pizzitola, Teliz controlla in mezzo a un sacco di maglie avversarie, poi il passaggio di ritorno per Locascio non è dei migliori, comunque il numero 7 continua a lottare lì sulla fascia mancina, in 2 su di lui che provano a fermarlo e lo fanno con le cattive, calcio di punizione, grande lavoro di Locascio che dice di no ai suoi avversari e riesce anche a conquistare un importante calcio di punizione. Si popola nuovamente la box difesa da Catania, l'area di rigore Folgorina, occhio perché comincia a salire anche il termometro della gara. Scalia e McLevan sarà un duello che sarà ricorrente con ogni probabilità nel corso del match, non solo fisico ma anche a livello di conversazioni piccanti. Intanto c'è un'occasione per lo Sciacca, tante maglie verdi al centro dell'area di rigore, però adesso a sparpagliarsi per dare più chance di gol. Pallone che arriva al centro a staccare sotto Fasciano, poi a vuoto Pizzitola e può ripartire la Folgore con un contropiede che però non credo che andrà in essere, in quanto è netto vantaggio Teliz. Finalmente il Paolo Marino, poi qua rischia qualcosa di troppo Elesai. Si è lamentato il Paolo Marino per uno scontro tra un giocatore tra i propri beniamini e uno dello Sciacca. Qua rischia qualcosa la Folgore. Pallone ripreso da Mudu che si trova in una inedita posizione di esterno alto destro. Perde il palla Mudu. E poi l'ultimo tocco su Odiala, l'applauso del Paolo Marino per il numero 6 Ferrando. Chiama un po' di calma ora il signor Mastro Simone. Ancora Scalia a lottare con McLevan, qualche colpo proibito del numero 19 che vuole fare impazzire il numero 9 al suo debutto con la maglia della Folgore. Riprende ancora palla però lo Sciacca con Teliz che viene bloccato al momento del tiro da Quinci e viene rilanciato in avanti il pallone. Non c'è bisogno che vi racconti lo stato d'animo del Paolo Marino in questo momento. Sciacca che vuole fare la partita e qua McLevan entra male su Sciacca. Il primo fallo del numero 9 che viene anche ammonito, del primo ammonito della stagione quindi per la Folgore. Il nuovo acquisto McLevan. Segna nel taccuino dei cattivi il nome di McLevan, il direttore di gara. Qualche discussione. Va il signor Mastro Simone a cercare di capirne di più. Chiama a rapporto il numero 4 della Folgore, Costamagna, che oggi ha anche la fascia di capitano al braccio. Il suo debutto ufficiale con la maglia della Folgore, l'argentino. Anche Costamagna arriva alla prima categoria sarda, loro 6. Questo è importante per la formazione folgorina. Adesso il pallone torna alle parti di Elesai dopo lo scambio tra Teliz e Garufo. Non in maniera precisa ma comunque efficace qui la chiusura da parte del giocatore della Folgore, economia numero 5, Monzon, anche lui nuovo volto. Si attende qualche secondo per il recupero del pallone che si è perso nei meandri del Paolo Marino, sicuramente nella tribuna meno abitata, quella che
come vedete è scoperta ed è preda di un sole cocente, un sole d'agosto come quello di questo pomeriggio di domenica 31 agosto, l'ultimo giorno di uno dei mesi più caldi dell'anno. Telis mette questo pallone al centro, viene fermato però prima che possa raccogliere la sfera Ala, che adesso viene di nuovo chiamato in causa. Ala contro Ferrando, che lo colpisce in maniera regolare. Bravo il 6, riparte la Folgore, si lamenta il pubblico dello Sciacca, o almeno lo staff presente qui al Paolo Marino, in quanto ricordo la trasferta ai tifosi della provincia di Agrigento è stata vietata per motivi di ordine pubblico. Scalia controlla il numero 19 che adesso prova a guardare al centro dell'area di rigore avversaria, anche se da lì era un po' complicata andare verso la porta. Teliz di gran carriera col sinistro apre cross al centro a cercare ancora una volta Fasciano, il pallone in realtà è per Ala che però era in posizione di fuorigioco. Alza la bandierina il signor Termini, alza la mano il signor Mastro Simone. Allora calcio di punizione per la Folgore, 20° di gioco, 0-0 tra Folgore e Unitas Sciacca. Ancora dobbiamo trovare la prima marcatura della stagione per entrambe le squadre. Abbiamo avuto la prima munizione con il giallo estratto da McLeod. Lancio in avanti a cercare proprio il numero 9 che adesso continua a lottare con Telis, rilancia in avanti Scozzari, occhio a questo pallone difficile da leggere per Mudu e con la testa lo mette in calcio d'angolo, non preciso Mudu, bravo invece Calderone, calcio d'angolo. C'è il numero 10 Lupo a battere dalla bandierina, lui che è un destro, andrà quindi a uscire questo pallone, traiettoria velenosa, cross che arriva al centro, tutti a vuoto. C'è Licata che può subito mandare Ala a cercare il pallone, viene però anticipato da Almerico. Intanto dall'altra parte del campo gioca Pizzitola, rischia qualcosa qui un'altra volta Garufo e occhio lo Sciacca che riparte sempre con Fasciano, non controlla bene Telis. 22°, siamo quasi alla metà del primo tempo. Folgore che prova ad accendersi, prova anche ad accendere il suo pubblico. Sugli spalti sta seguendo in maniera sicuramente partecipativa l'incontro qui al Paolo Marino di Castelvetrano. C'è un piccolo discorso lì al centro del campo sulla paternità di questa rimessa già battuta comunque da Locascio, che adesso avrà un remake in posizione sicuramente più avanzata. La touche già battuta poco fa e infatti guadagna troppi metri in avanti Locascio. Il signor Mastro Simone non perdona, sarà cambio, sarà rimessa quindi per la Folgore. Tocchiamo il 23°, una gara bella comunque, una gara viva che non gode sicuramente di grandi occasioni almeno fino a questo momento, ma l'intensità in campo per essere una gara a 31 agosto c'è stata. Qua non preciso Monzon, deve andare lontano Scozzari per evitare ulteriori problemi. Stavolta Modù non ha difficoltà a chiudere il possesso in favore dei suoi, in favore del suo portiere Elesai. Ovviamente questa è una gara che ricordiamo vale per il primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza, in fase regionale ancora. Cooling break intanto meritatissimo direi per le squadre. Ricordiamo che siamo al 24°. C'è l'applauso per i ragazzi della Folgore che stanno lottando, stanno dando fede
il nome della loro squadra, diciamo appunto questo è il primo incontro valido per il primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza, fase regionale vinta l'anno scorso per quanto riguarda proprio la nostra Trinacria, la nostra isola, dall'Unitas Sciacca, che vuole partire con il piede giusto per dare manforte, per dare seguito a quell'ottimo traguardo, un traguardo appunto che riporta sulla mappa del calcio dilettantistico regionale non solo la città di Sciacca, che quest'anno ovviamente in sordina, magari approfittando degli occhi che sono tutti magari in altri posti, in altri epicentri della mappa siciliana del calcio dilettantistico della nostra isola, magari proverà a sorprendere tutti un po' come ha fatto l'anno scorso, vincendo appunto la Coppa Italia Eccellenza per quanto riguarda la fase regionale. In caso di qualsiasi risultato, ovviamente essendo una gara d'andata, oggi non avremo un verdetto ufficiale, però chi vince potrà sicuramente ipotecare il passaggio del turno, avendo a disposizione 2 risultati su 3 al ritorno, che si terrà ovviamente a Sciacca. Applausi che partono dalla panchina del Folgore. Ha cambiato la maglietta Perez, quindi la conferma, prima del 12 ora il 22, quindi la conferma che è lui a parare in questa prima parte di gara, quindi appunto un esordio per lui. C'era questo dubbio che abbiamo avuto nel corso dei primi minuti di gara, perché il titolare era lui nella distinta, poi abbiamo visto giocare la prima parte di gara con la 12. La maglia che sta usando la 22, in realtà è proprio Perez, difende i pali della Folgore, Joaquin Perez, detto anche in apertura, ha difeso i pali dello Sport Palermo nel corso dell'ultima stagione nel campionato di promozione. L'ultima stagione che per i primi 6 mesi ha avuto come allenatore mister Paolo Scalia, il papà di Alex, che in questo momento è dall'altra parte del campo, parla numero 19, e sta facendo innervosire non poco McLevan in questo primo grande pomeriggio dell'attaccante belga Scuola Catanzaro con la maglietta della Folgore. Corsi e ricorsi, anche questo è il bello di collegare tutti i punti di un calcio dilettantistico come quello siciliano, che poi ha tanti livelli e sottolivelli, che davvero potremmo parlare per ore e ore di tante storie belle che vanno sempre intrecciandosi nel corso delle partite, nel corso di questi incontri. Ora magari però lasciamo la filosofia da parte, pensiamo a questo rilancio in avanti, a cercare Quinci, lotte 24, prende palla Quinci, cercato al centro McLevan, che non arriva sul pallone per centimetri. È rimasta a terra Modù, ancora una volta Quinci scatena il pubblico. Attendiamo il rilancio di Elesai, che arriva in questo istante per Locascio, che perde palla in maniera irregolare. Non ci sta il Paolo Marino, non dice nulla in più in realtà Monzoni, che torna subito a difendere la propria zona di riferimento, ovvero quella a destra, in una difesa che in questo momento comunque sembra essere composta quasi da 5 uomini per quanto riguarda mister Di Salvo, con Ferrando che va a fare l'esterno aggiunto, ovviamente è già presente Pizzolato, Costamagni, Alberico, che stanno facendo più un lavoro da quello l'ho visto
centrale e Braccetti. In fase non possesso, quindi la Folgore sceglie di difendersi a 5 con Monzon e Ferrando appunto sulle fasce, poi 3 centrali, Almerico, Pizzolato e Costamagna da destra verso sinistra. Fa proprio Costamagna a lottare con Fasciano che prova a mettere in corsa Pizzitola, che si perde sul fondo. Da battere quindi Perez. Chiama palla a sinistra Ferrando, però è lasciato libero da Ala che pensa più che altro a pressare il centrale che adesso va al rinvio. Non preciso Licata, torna comunque dell'Esai. Scalia. Non è allontanata a cercare un'altra volta Fasciano. Non controlla bene. Può andare quindi Ferrando. McLevan chiama il pallone, c'è fallo di Scalia su McLevan, calcio di punizione, vogliono il giallo che non arriva però per Scalia, che adesso va a parlare anche con il signor Mastro Simoni in maniera polemica ma comunque calma. Si rinnova quindi lo scontro tra McLevan e Scalia, come ho detto poco fa, sicuramente uno dei principali mismatch, una gara nella gara tra il numero 9 Folgorina e il numero 19 dell'Unitas, entrambi al debutto con la loro rispettiva maglia. Occhio al lupo che va col pallone al centro, esce in qualche modo un'altra volta Garufo, non preciso Scozzari, può ripartire quindi lo Sciacca, contropiede dei Verdi, può andare lo Sciacca, pallone in verticale a cercare Pizzitola che mette al centro per Ala e colpisce male, pallone che va al di fuori dello stadio, ha rischiato tanto qui la Folgore, contropiede dello Sciacca, i due esterni Pizzitola e Ala. Provato a creare qualcosa di magico, hanno provato a mettere il primo sigillo stagionale in formazione nero-verde, oggi solamente verde, anzi dobbiamo essere precisi, verde con pantaloncini bianchi, poi è particolarmente estivo. Si scaglia di testa, prova a farsi vedere anche il 19, Ferrando riesce a girare questo pallone, McLevan in profondità, impreciso il rilancio di Quinci, ha rischiato poco fa Scozzari, aveva mostrato il fianco la Folgore in contropiede, però l'Unitas non è riuscita a fare quello che doveva fare, ovvero gol. Licata, Monzon, corre il numero 5, Monzon lungo a cercare McLevan, ancora il numero 9, a lottare forte con Modù che ha preso le contromisure adatte e adesso riesce a dirgli di no, almeno in questo caso. C'è l'Esai sul punto di battuta di questa rimessa dal fondo, il numero 1 va a cercare Locascio che non può fare il miracolo di tenere il pallone in campo, non bene qui l'Esai in questo rilancio, cercare l'esterno di sinistra, il 3-4-3 di mister Iacono oggi, almeno quello che si sta configurando. Fermato Lupo in maniera regolare, Bateliz a cercare Fasciano, bravo Costamagna a dirgli no, un altro pallone che si perde nelle viuzze di Castelvetrano. E allora spazio per Caternicchia, Scalia,
non bene, c'è comunque Ala, la giocata del 17 che se ne va, ancora Ala, insiste in aria, spunta Caternicchia che si accontenta del calcio d'angolo. Non si popola più di tanto in questo momento l'area di rigore della Folgore. C'è comunque capitano Licata pronto a battere con la numero 5 sulla schiena e la fascia di capitano al braccio. Sono in 6 attualmente i verdi in area di rigore. Pallone che arriva al centro, Perez smanaccia. Occhio comunque che arriva Pizzitola, largo a sinistra. Seconda chance per lo Sciacca, ancora con Pizzitola al centro, deviazione Folgorina, calcio d'angolo ancora per l'Unitas. Che arriva al centro a vuoto Perez questa volta, ci ha provato con la testa Caternicchia, la porterà vuota. Ha rischiato qui il portiere argentino e Caternicchia ha avuto l'occasione per fare male. Tocca a Perez adesso, va lontano il numero 22 McLevan a vuoto, ci ha provato a farsi vedere il numero 9, poi Fasciano favorisce Ala che è in area di rigore, Ala! Sciacca in vantaggio, ha segnato il 17, la sponda di Fasciano, la rete del giovane esterno, 1-0. Rapido, però con tanto dolore per la Folgore questo contropiede non preventivato dello Sciacca. Si è fatta prendere in controtempo la difesa folgorina. Queste sono ovviamente le conseguenze di lasciare dei fenomeni autentici come Fasciano, come Ala anche, partire a campo libero praticamente. È bastata una semplice sponda per liberare il talento e la velocità del numero 17, che avevamo detto anche in apertura sembrava essere l'uomo più pericoloso, l'uomo dal quale passavano più palloni possibili. Ed effettivamente il pallone che segna il primo sigillo dello Sciacca in questa stagione è proprio suo. L'ha messo lui dentro. Adesso la reazione della Folgore, sempre con McLevan, fermato da Teliz che poi lotta in mezzo al campo. A vuoto, in questo caso Pizzitola, dopo fare recupero non di Teliz ma di Locascio. Va addirittura a fare il braccetto adesso con Licata che sembra essere più avanzato, almeno in questa occasione. Lotta stavolta sì Teliz, commettendo però fallo. 38esimo, qualche secondo fa. Ha sbloccato il match l'Unitas Sciacca con la rete del numero 17 Ala su assist di Fasciano. Anche arriva buona ancora per lo Sciacca, può partire quindi in contropiede la formazione ospite, sempre con Falciano e sempre con Ala, stavolta Perez di testa a mettere fuori il pallone. Scalia, Caternicchia si fa vedere, è armato da Ferrando, non c'è nessuno però dei suoi compagni lì che può recapitare questo pallone, che può magari
essere una minaccia per gli avversari, che hanno fatto quello che dovevano fare, hanno sbloccato la gara. Sponde di Falciano, gol di Ala. Locash. Il numero 9 prova a farsi vedere. Era un po' entrato in uno stato di apnea Falciano, poi è arrivato il pallone giusto per ricapitare ad Ala. Adesso l'altro esterno Pizzitò, la lotta, e non basta. Quarantesimo che sta per chiudersi. Non è ancora buono per Falciano che prova a girarsi. Non è preciso il passaggio di ritorno a Locash, e forse non si aspettava questo pallone così arretrato anche. Vediamo anche che uno Sciacca che ha tanti assenti. Qua rischia Modù, attenzione a questo pallone che incredibilmente va fuori. Ha avuto l'occasione qui la Folgore. Errore di valutazione di Modù, stava per diventare un regalo clamoroso per il numero 24 Quinci, e come poco fa credo che più che andare in porta abbia cercato di mettere il pallone al centro per McLevan o per Calderone, trattenuto in maniera irregolare qui Locash. Ci aveva sperato il Paolo Marino di Castelvetrano. (1-0), anzi per essere più precisi 0-1 per Folgore e Sciacca. Pallone adesso sempre per gli ospiti, andando al rilancio con Capitan Licata che prova a cercare lontano Pizzitola. Grande controllo dell'11. Dopo l'ottimo aggancio c'è cross al centro, meno preciso. Modù, dopo il rischio corso, viene colpito senza fallo. Lotta anche Ala, ma riprende palla il club di casa. Non preciso però Ferrando. Continua questo ping pong adesso tra Scozzari e gli avversari. Riprende palla Falciano e prova a correre a destra, colpito alle spalle il numero 9. Calcio di punizione, anche giallo. Ma stai scherzando? Giallo per Lupo. Questo è un po' esagerato. Qui il giallo per il numero 10, contando che Falciano sicuramente non era lanciato in porta. Palle da dietro, però non è neanche tanto veemente. Giallo per Lupo, un giocatore duttile, a dir poco. Giustamente sta giocando un pochettino più arretrato, lasciando a Quinci e a Calderone i compiti offensivi sulle fasce, e a McLevan ovviamente, ma questo era preventivabile anche alla vigilia, il compito di attaccare la profondità e soprattutto essere riferimento centrale dell'attacco folgorino. In questo momento vengono richiamati però tutti alle armi, anche gli attaccanti, a difendere su questo calcio di punizione per lo Sciacca, che invece di uomini ne mette diversi. Sono solamente Teliz, se non vado errato Ala, a rimanere arretrati. Calcio di punizione, batterà Garufo, che arriva al centro, lo stacco di Modù. La riprende Perez, schiaccia a terra il pallone il numero 6, ma non basta per superare il numero 22, che adesso va lontano un po' troppo. Si arrabbia Calderone, lo vedete, quasi si strappa la maglietta dal dolore, dal sentimento negativo provocato da questo rilancio errato di Perez. 44esimo in corso, dei 45 previsti. Sciacca avanti, gol di Ala, assist di Falciano. Questo il primo importante risultato, il primo importante movimento del tabellino della stagione dello Sciacca, e anche in maniera negativa rispetto ovviamente a quelle che sono le ambizioni del club per la Folgore, che comunque
ha reagito subito, ha avuto un'occasione importante con Quinci. Non è assente la Folgore, anzi è in campo, deve stare attenta. Magari il gap tecnico si può anche fare sentire. Lo Sciacca al tempo stesso deve fare l'errore di pensare che la partita sia terminata, anzi tutto il contrario. Qua Modù che alterna ottime cose a leggerezze evitabili. Ancora Ala, lotta forte. Ala. C'è stato un pugno dato a una panchina da parte di un componente della dirigenza dello Sciacca, e quindi anche il Paolo Marino ha reagito male, geloso della sua attrezzatura, delle sue infrastrutture. Allontano Scalia nel frattempo, a cercare proprio Falciano che dopo l'assist sembra essere quasi rinato. Qua sbaglia Talizzi, un passaggio comunque rivedibile. Riprende per la Pizzitola, tutto buono, ancora il numero 11, la giocata di Pizzitola, c'è il fallo commesso per fermare l'avanzata del numero 11. Aveva provato il tiro in porta Garufo, contando che molti erano distratti. 45esimo, non abbiamo ancora contezza del recupero, c'è stato un minuto anche di più di cooling break, quindi sicuramente andremo oltre il 46esimo, anche forse oltre il 47. Intanto non mi pare ci sia stata un'ammonizione, perché non ho visto il direttore di gara estrarre quello che sarebbe stato il terzo cartellino della sua partita, tutti contro giocatori della Folgore. 46esimo che sta per esaurirsi, così come il primo tempo. Pochi i giocatori verdi in questo momento in aria, anzi nessuno. Ora qualcuno entra nello box di Perez come Modù, che però va a vuoto. Mi sa che era pure in fuorigioco, infatti si era stata prima che uscisse il pallone, la banderina del signor Termini, primo assistente del signor Mastro Simone. Sicuramente più chiamato alle armi rispetto alla signora Di Florio, che da quella parte non ha quasi mai fatto, di fatto ha alzato la bandierina. Lupo rischia il 10, si prende il fallo, bravo Lupo, anche se ha rischiato, comunque bravo, si prende l'applauso del suo pubblico. Ferrando prova a cercare ancora una volta McLevan, rilancio in avanti a cercare Falciano e controlla ancora il numero 9, non c'è fuorigioco, si gira Falciano, prova a liberare il sinistro e c'è male. Si guadagna i fischi del Paolo Marino, il numero 9, nuovo acquisto, la formazione Scienze. Sicuramente si è fatto conoscere bene, primi minuti incoraggianti, poi un momento di apnea e poi lo spizza di testa per Ala, che ha fatto il gol che per ora decide l'incontro. Finisce il primo tempo qui al Paolo Marino, 0-1 tra Folgore e Unitas Sciacca. A tra poco. Vasquez, torni in Sicilia dopo 7 anni da quando sei sbarcato qui sull'isola. Che sensazioni ti porti dentro all'inizio di questa nuova avventura a Trapani? È una bella opportunità per dimostrare sempre il mio valore. Quando sono stato in Sicilia mi sono trovato bene, quindi contento di tornare. Tra l'altro per te sarà stato sicuramente particolare iniziare questa stagione dove tutto è iniziato a Troina, dove hai fatto benissimo la tua prima stagione italiana, tanti gol. Tornando a calcare quel campo, che sensazioni hai provato? No, sensazioni indescrivibili. La realtà è che per me è stato bellissimo tornare lì, che per me e per la mia famiglia è stato un posto importante per la nostra vita, quindi niente, contento soprattutto di ritrovare persone che ci vogliono bene. Ecco, tu hai girato tanto, alla fine stai tornando qui in Sicilia. Anche a livello personale cosa rappresenta per te quest'isola? No, questa isola rappresenta un grande cambio nella mia vita, quindi spero di fare tanto bene come ho fatto il primo anno quando sono arrivato qua in Italia e ripagare la fiducia riposta su di me.
Arrivi a Trapani, l'anno scorso l'hai affrontata da avversario col Monopoli, società ambiziosa, squadra molto forte. Dimmi un po' le prime sensazioni che hai avuto intanto cominciando ad allenarti con mister Aronica e con i tuoi compagni e poi nel proseguo del lavoro qui tra Troina e Valderice. Sì, diciamo un percorso che noi vogliamo sia importante, se respira aria di voler fare qualcosa di importante. Io avendo delle esperienze a Catanzaro e a Perugia so cosa significa giocare in questo tipo di piazze, quindi so che gli obiettivi sono ambiziosi e contento di trovarmi in una piazza del genere. Ecco, tu appunto hai giocato a Catanzaro oltre che a Monopoli, il girone C per te non è un segreto, tutti dicono che sia una specie di Serie B però nella categoria inferiore. Quali possono essere secondo te i segreti per affrontarla al meglio e per cercare, perché no, di vincere e essere promossi in Serie B? Sì, sicuramente che il girone C è uno dei gironi più agonistici di tutte e tre. Penso che diciamo, una delle chiavi è fare un bel gruppo, perché alla fine saranno tutti importanti, il primo all'ultimo componente della squadra, quindi pensiamo più a quello e poi nel percorso si vedrà quale sarà la squadra più forte del campionato. Tra l'altro tu, a proposito di gruppo, di compagni, te ne sei praticamente portato uno dietro da Monopoli, che è Ciccio Grandolfo. Che rapporto avete, considerando anche che siete compagni di reparto? No, abbiamo un bel rapporto, sin dall'inizio quando sono arrivato a Monopoli mi hanno accolto bene, lui essendo che era da diversi anni che stava lì, quindi sono contento pure per lui che è venuto qua a Trapani a poter dimostrare pure il suo valore. Ecco, la tua storia, quella di un giocatore che dal Sud America arriva in Sicilia, si sta rivedendo in maniera sempre più frequente, soprattutto nelle categorie inferiori, Serie D, eccellenza. Cosa porta un giocatore brasiliano, argentino a scegliere proprio la Sicilia per iniziare la propria avventura nel calcio europeo? No, nel mio caso particolare è stato, non lo so se è una coincidenza, ma è stato un amico che già giocava qua e quindi per quello ho fatto questa scelta di venire in Sicilia. Poi ovviamente che il girone C al sud forse diciamo, i sudamericani si trovano un pelo meglio, e poi ho fatto altre esperienze perché mi piaceva, in quel momento mi è piaciuto provare altri gironi. Però sicuramente che il girone C è quello che, diciamo, per statistica, quello che mi trovo meglio. Ecco, dal punto di vista del reparto siete tanti, siete tutti forti comunque, giocatori di categoria se non di categoria superiore. Tu a livello personale ti sei posto degli obiettivi per questa stagione? Gli obiettivi personali, secondo me, come ogni volta che inizia un anno nuovo, prima va l'obiettivo squadra. Ovviamente che ci sono tanti giocatori forti, ma è normale, ormai questi tipi di squadra è giusto che ci sia così e che ci sia una bella concorrenza tra i diversi giocatori, però obiettivi personali è quello di portare la squadra più in alto possibile. Poi ovviamente che uno a livello personale vuole fare il meglio, però quello che conta in primis è la squadra. Chiudiamo con un messaggio ai tifosi. Oggi, approfittando dell'allenamento a porte aperte, non si sono fatti attendere, non sono mancati, saranno molti di più al provinciale durante le partite. Che cosa vuoi dire loro prima dell'inizio del campionato? No, io vi dico che per noi sarà importantissimo il vostro sostegno durante tutto l'arco della stagione, vi aspettiamo ogni domenica e sperando di ripagare sempre la vostra fiducia e speriamo di rivederci il prima possibile. Roberto, torni a giocare a Trapani dopo 5 anni, quali sono le sensazioni al tuo ritorno? Ma sicuramente è stata una trattativa abbastanza veloce, anche perché quando ho saputo che il Trapani, ho parlato già con il mister direttore, ho detto subito sì. Per me è un piacere enorme, anche perché Trapani, come ho già detto, è casa mia, quindi sono felice di far parte di questo gruppo, diciamo. Quindi possiamo dire che nonostante magari qualche possibilità di andare in Serie B, non hai esitato a tornare a casa? No, come ho già detto prima, quando ho saputo sia dal mister sia dal direttore l'interesse nel venire qua, ho subito dato la mia disponibilità. Poi giustamente c'è stato un po' di tempo per le tempistiche, perché avevo anche un altro anno di contratto nell'altra squadra, quindi delle cose burocratiche, diciamo, da risolvere. Pensi che, considerando anche il valore dell'organico, il Trapani possa giocarsela per anche provare a vincere il campionato? Bisogna fare più punti possibili, e poi sarà il campo a decidere dove possiamo arrivare. Sicuramente noi metteremo del nostro per cercare di arrivare il più in alto possibile. Tu a livello personale, al di là dell'emozione di tornare a giocare praticamente dietro casa, ti sei posto degli obiettivi?
Ma sicuramente io, come faccio ogni anno, do la mia disponibilità al 100%, l'obiettivo è sempre quello di fare bene, prima di tutto a livello di squadra, perché dico la cosa prioritaria è fare bene a livello di squadra e poi sicuramente a livello personale, però diciamo se non viene prima l'obiettivo di squadra, quello personale è futile. Hai sentito prima di arrivare o al tuo arrivo dei compagni o anche altri tuoi compagni di viaggio in carriera che hanno già vissuto Trapani, ti hanno detto qualcosa? Sì, ho sentito Kirwan che era con me l'anno scorso a Padova, Udo, comunque già 5-6 ragazzi li conoscevo, però come ti ripeto non avevo motivo di sentirli, anche perché conosco bene la piazza, conosco bene il posto, quindi sono stati loro magari a sentire me prima di venire qua. Ecco, a proposito di mister Aronica, voi tra l'altro vi siete quasi incrociati, perché quando tu hai giocato a Trapani lui allenava nel settore giovanile. Com'è stato l'impatto, com'è il lavoro con lui e con lo staff? Ma sicuramente io del mister ho la stima a prescindere dal mister e dal giocatore, poi sicuramente ha delle grosse potenzialità, è un'ottima persona, secondo me nel mondo del calcio persone diciamo così ce ne sono poche e secondo me possono dare qualcosa in più a livello umano piuttosto che a livello calcistico, e quello non metto bocca, perché sicuramente il mister ha esperienza da dare a ognuno di noi. Ecco, invece per quanto riguarda il presidente Antonini, vi siete sentiti, vi siete visti, qual è stata la sua accoglienza? Sì, quando ho firmato l'ho incrociato, lì giustamente il presidente fa dei sacrifici enormi ogni anno per cercare di portare il Trapani a livello più alto possibile. Come già ho detto a lui, diciamo, per fare degli ottimi risultati serve il gruppo, non serve tanto ad avere chissà quanti fenomeni in squadra, ma la cosa più importante, almeno nell'esperienza che ho avuto io negli altri campionati vinti, è sicuramente creare un ottimo gruppo, cosa che ho trovato qua dal primo giorno che sono arrivato. Subito mi hanno accolto bene e le sensazioni sono positive. Ecco, torniamo indietro a quel 19-20, alla tua fin qui unica stagione a Trapani, al di là poi dell'esito del campo, perché diciamo sul campo il Trapani si è salvato, per la penalizzazione vi ha condannati. Che ricordi ti porti di quell'annata? Ma sicuramente questa è la dimostrazione di quanto dicevo prima. Sono venuto al Trapani ultimo in classifica, a quasi impossibile diciamo rimonta a salvezza. Come ho già detto, quando mi ha cercato lì ai tempi il mister, ho accettato la sfida. Eravamo, mi ricordo, 7-8 punti dal Livorno che era penultimo. Abbiamo fatto secondo me un'impresa straordinaria che purtroppo è stata diciamo macchiata da cose che non competono a noi. Noi il nostro nel campo l'abbiamo fatto, addirittura abbiamo centrato una salvezza diretta che forse non ci credeva nessuno tranne i tifosi che venivano allo stadio e noi dentro. Era una cosa impossibile, neanche la società forse credeva che avremmo potuto fare questo miracolo quasi. Quella tra l'altro era una squadra con giocatori che poi potenzialmente sono diventati fortissimi, gente come Carnesecchi, come Buongiorno, come Colpani, in attacco Nzola. Può essere anche quella la conferma che a Trapani si può lavorare bene, si può crescere anche bene come calciatori, e soprattutto se dopo qualche anno, nel corso degli anni, hai sentito questi ragazzi dopo l'esperienza a Trapani? Sì, sicuramente con qualcuno ci ho giocato contro ancora, perché poi sono tornato ad Empoli che abbiamo vinto il campionato. A gennaio eravamo arrivati in 13 ragazzi, come ti dicevo prima siamo arrivati in 13 oltre giocatori, dei bravi ragazzi e dei ragazzi che hanno fatto subito gruppo, quindi quella anche lì è stata la forza per provare a fare quella salvezza diretta. Come ti dicevo prima, il gruppo è fondamentale, lì il gruppo si è visto, a prescindere dai ragazzi che poi chi gioca in A, chi gioca in B, però lì ancora non ne ha nessuno conosciuto e si è dimostrato il gruppo ad avere la meglio.
Pronti per ricominciare qui dal Paolo Marino di Castelvetrano. Batte adesso McLevan, prima palla di questo secondo tempo. Folgore, Castelvetrano 0, Unitas Sciacca 1. Il gol di Ala al 36esimo per ora è decisivo per questo match che ha visto le due squadre comunque spesso equivalersi, dare tanto spazio alle loro qualità, l'intensità comunque che non è scontata in un match di fine agosto. E adesso con questo primo pallone lanciato avanti inizia a dare anche uno sguardo ai numeri di maglia che mi sembrano però gli stessi per l'Unitas Sciacca, quindi nessun cambio per mister Giovanni Iacono, guardando anche quelli del club di casa della Folgore Castelvetrano non dovrebbero esserci stati quindi cambiamenti né da una parte né dall'altra nel corso dell'intervallo. Occhio qua a Licata che lotta, riprende palla scorsa, richiamanda subito lontano a sinistra dove corre Ferrando, prima possibile occasione per la Folgore, anche se Ferrando tira male. Abbiamo quindi il tempo anche di fare un piccolo riepilogo dei 22 protagonisti in campo. Folgore che riparte, che non porta Perez, poi difesa che cambia spesso, però comunque un mantra sicuramente sono sicuramente i tre centrali che sono Almerico, Pizzolato e Costamagna, Monzon, esterno basso. Ferrando diciamo che fa un pochettino un lavoro duplice, che vediamo o correre a centrocampo oppure fare il terzino spesso con un compito da fluidificante, quindi facciamo che sia una difesa a 5 appunto dei tre centrali con Monzon a destra e Ferrando a sinistra, centrocampo per Scozzari e Lupo e poi attacco a 3 con esterni Calderone e Quinci, davanti McLevan alla prima gara con la maglia della Folgore. Sciacca invece risponde con in porta Elesai, difesa a 3 composta da Modù, Licata e Scalia, centrocampo a 4 con Catennicchia, Galufo, Teliz e Locascio, che però diciamo che sta giocando un pochettino più arretrato, soprattutto quando lo Sciacca ha sbloccato l'incontro. Attacco a 3 composto da Falciano, alla destra e a sinistra Pizzitola e non Pizzitola. È stato richiamato perché il cognome è tipico delle zone di Castelvetrano e l'accento va sulla seconda E, quindi Pizzitola. Numero 11 che si è fatto vedere, ha fatto bene, non come l'altro esterno però, Ala, che ha trovato il gol per l'Unitas Sciacca, arrivata al 36esimo. Qua lotta Locascio, lotta soprattutto Quinci che ottiene rimessa, ottimo lavoro quindi al numero 24. Aianni ancora una volta Gianni Monzon, è partito bene il club di casa, è partita benissimo la Folgore, quindi in questo secondo tempo almeno per quanto riguarda il ritmo batte subito Lupo, Monzon mette il pallone al centro, stacca McLevan, stacca un po' meno Calderone, il pallone era per lui. Alla fine Ferrando non può arrivare su questa sfera anche con il contributo dalla parte di campo di Ala che dà anche una mano ai suoi colleghi difensori, non solo dare il suo importante apporto in zona gol così come ha fatto quando è entrato in area e ha battuto Perez nel corso del 36esimo del primo tempo. Corre adesso Caternicchia, ha la possibilità di farlo, prova ad aprire per Falciano in maniera inedita ma neanche tanto, spostato a destra. Lui che è un attaccante sì, ma è più una boa, è più un pivot calcettistico. Noi gli sportisti che conosciamo bene anche il calcio a 5 in tante delle sue meravigliose forme, iniziamo anche questo termine che ovviamente per il calcio a 5 si addice particolarmente. Qua riprende palla in un primo momento Pizzolato, poi il pallone viene ripreso solamente per un attimo da Ala, rimessa già battuta male dalla Folgore, prova a ripartire quindi lo Sciacca con Garufo, il pallone passa, c'è un tocco con il braccio di Licata, poteva forse lasciare correre il signor Mastro Simone della sezione Palermo che è il fischietto di oggi, accanto a lui
guardalina alle parte delle panchine, primo assistente il signor Marcello Termini, larga invece all'altra parte del campo signora Irene Di Flori, sempre della sezione di Palermo, una terna palermitana. Per i match di Coppa di solito si tende sempre a inizio stagione di chiamare arbitri ovviamente del posto, evitare designazioni che possono comportare viaggi lunghi per i fischietti o per gli assistenti. Recupera palla Ferrando, Perez che sbaglia per il rilancio, non è adesso per Ala dopo la ripresa di Garufo, mette il pallone al centro. Ala non era un'idea errata, non ha capito però bene il filtrante del numero 17 Caternicchia, batte la rimessa al fondo e quindi Perez aspettando che il numero 2 Saccense esca dalla propria area di rigore. Lupo che per impostare fa praticamente il centrale, poi Ferrando viene fermato senza fallo da Ala, alla fine il pallone sbatte sulla schiena anche in maniera abbastanza violenta sulla schiena del marcatore che sta decidendo il match. Da lontano Pizzolato, occhio a McLevan che lotta con Modù, McLevan entra in aria, ancora il 9, lo ferma Modù senza fallo. Un fallo anzi l'ha commesso McLevan che poi perde le staffe. Attenzione perché è già ammonito l'attaccante belga. A terra Modù, Mastro Simone estrae il secondo cartellino giallo per McLevan. Folgore in 10, esordio da dimenticare per l'attaccante ex Catanzaro che poi ce l'ha con Elesal più che altro. Dopo aver colpito Modù, Folgore in 10 per i restanti 38 minuti più recupero di gara. Esce l'attaccante titolare, il grande colpo di questo calciomercato estivo non si presenta benissimo, una doppia munizione, giallo per fallo di reazione su Modù. Folgore quindi in 10, esordio da dimenticare per l'attaccante belga. Marino che rumoreggia, neanche tanto, rimane quindi in 10 la squadra di casa. McLevan non ci sarà quindi neanche nel ritorno della gara di Coppa. Continua a lottare Falciano, l'altro numero 9 in campo, l'unico rimasto adesso. Sicuramente ha fatto un lavoro migliore in termini di bonus con l'assist messo a referto per il gol di Ala. Si mette in discesa la gara per l'Unitas Sciacca dopo il fallo di reazione di McLevan che esce nel silenzio, nello stupore, anche tra qualche fischio del Paolo Marino. Occhio adesso a Locascio, chiama in causa Pizzitola. Locascio, colpito, numero 7 non c'è fallo. Va lontano per chiudere Monzon. Si è un po' spenta l'atmosfera che la Puglia sta creando in questi primi minuti di partita, almeno per quanto riguarda il suo pubblico. Sciacca invece pubblico oggi non ne ha, visto che, come ricordiamo, abbiamo ricordato anche nel corso dell'apertura del match, è stata vietata la vendita dei biglietti per i tifosi agrigentini, e quindi ovviamente residenti nella provincia di Agrigento, quindi ovviamente a Sciacca
rilancio verso Ala che controlla, Ferrando lo sfida, alla fine riprende palla Caternicchia, la giocata del 2, entra in aria, pallone al centro, Falciano forse era in fuorigioco, in rovesciata addirittura, ha provato Teliz, ci ha provato così l'uruguagio, vuole presentarsi anche lui nella maniera migliore possibile, un gol che sarebbe rimasto negli annali in questa stagione dello Sciacca, e siamo solamente nei primi 55 minuti della sua annata, potrebbe colorarsi di qualche gioia, così come di tante speranze che hanno contraddistinto questa prima parte di stagione, questo precampionato. Lo Sciacca comunque, ricordiamo, vuole portare avanti con calma, con la consapevolezza che i risultati dell'anno scorso e l'ottimo mercato di quest'anno faranno da padrone. Il clima che deve essere ovviamente sempre gioviale. La squadra saccense si arrabbia Monzon nel frattempo. Adesso per la Folgore è difficile perché manca riferimento offensivo, soprattutto all'inizio. Sui rilanci di Perez, McLevan sembrava essere l'uomo più pericoloso sia per fare da boa centrocampo sia per la sua capacità di andare in profondità, un'arma che però ha usato pochissime volte, ma quelle volte in cui l'ha fatto, come in occasione del fallo di reazione, aveva sempre messo in difficoltà Modù, che adesso qua segue Scalia che sbaglia per il passaggio per Pizzito. Nel tempo si cambiano di fascia, Pizzitola e Ala, a sinistra il 17, a destra il numero 11, torna a giocare quindi vicino alla nostra postazione, vicino alla tribuna coperta del Paolo Marino del numero 17, Ala, che ha aperto il match con un grande inserimento. A terra Licata, non c'è fallo per il Massa Simone, qua invece sì, si arrabbia Garuco che va a muso duro con il direttore di gara. Quinci deve stare attento, si arrabbia anche Licata che dice proprio alla panchina no, così no, così no. Va subito a seggerarsi Calderone nelle condizioni di Licata, nel frattempo continua il duello a distanza tra Garuco, Modù e Scozzari. Ovviamente sale il termometro di gara, però comunque a parte qualche scaramuccia che è sempre rimasta nei limiti per la correttezza, l'agonismo ormai entra in campo, non siamo più nell'anni chiavi, non stiamo più parlando di gare che non contano niente, non sono ancora in palio i punti del campionato, che forse sono una cosa che conta di più alla fine per entrambe le squadre, però oggi si può ipotecare il passaggio al prossimo turno di Coppa. Il ritorno sarà, lo ricordiamo, giorno 7 settembre a Sciacca. Modù. Monzon in qualche modo alza questo pallone a Scozzari, Calderone lo controlla, prova a lottare il numero 11, ce la fa, grande giocata, non riesce però a andarsene, cosa ritorna, senza commettere fallo Teliz. Atterrato qui, anzi lo cascio, giallo per Calderone, diciamo che non la prende benissimo il pubblico di casa. Fallo sul Locascio, non su Teliz, al contrario, dopo che il numero 7 aveva trattenuto la maglietta non in maniera illegale per il direttore di gara. Altro giallo quindi numero 11. Per andare adesso Riccardo, Modù, Scalia, Teliz, tiro palla adesso dello Sciacca, sa che la partita in pugno ma deve ovviamente farsi prendere troppo dalla calma, deve adagiarsi sugli allori. La Folgore spinta da questo pubblico, questo
soprattutto con le qualità che ha messo poco fa il Monstra Calderone, ma non solo, può fare del male, nonostante, ricordiamo, giochi in 10 dal 52esimo, dall'espulsione di McLean. Se ne va Katernik, nonostante la trattenuta della sua maglietta. La corsa per Pizzitola che controlla bene, ancora lui. Sempre Pizzitola. Viene messo fuori da Ferrando. C'è un altro pallone in campo. Dall'altra parte. Vediamo se qualcuno se ne accorge. Mi sa di no. Arriva adesso la segnalazione da parte dell'altro assistente del signor Termini, che invita appunto Monzon a mettere fuori questo pallone che era arrivato dagli spalti. Arriva in aria la rimessa tirata da Scalia, che adesso però deve ritirare i remi in barca perché sta ripartendo la Folgore. Si spegne inerzia del contropiede dopo un primo dribbling, forse di troppo, di Quinci, che adesso torna dietro dove c'è il numero 37 Almerico. Non bene, complicato per la Folgore sicuramente. Adesso Falciani se ne va commettendo fallo, trattiene la maglietta di Scozzari, l'attaccante dello Sciacca, oggi al debutto con la nuova maglia. Questa mossa di mercato importante per la formazione campione in carica della fase regionale della Coppa Italia Eccellenza, ovviamente per la Sicilia. Scalia colpito da Ferrando, non c'è niente, si rialza subito Scalia. Si arrabbia Ferrando anche per lo scontro che per lui era ovviamente non tanto pericoloso. Fa del tiro, poi Lupo, chiamato anche un po' pure dal pubblico, invitato a andare alla conclusione, che però esce male. 62esimo, terminato da qualche secondo, siamo entrati in 63. Folgore 0, Sciacca 1, però decide il gol al 36esimo di Ala. Si è inserito dalla destra dopo sponda di Falciano, adesso invece gioca a sinistra, l'autore del gol, mentre Pizzitola si è spostato nella sua fascia originaria di competenza. Falciano colpito, qui non c'è nulla, prova adesso ancora a correre Garufo, fermato da Ferrando. Bravo il 6 che adesso prova a ripartire, ancora Ferrando, la giocata a vuoto, c'è l'altro 6, Modù che riprende palla, ma solo per un attimo. Locasci prova a mettere ordine, rimane a terra Dorante, Modù, filtrante per Ala, che può essere pericoloso, mette poi il pallone al Merico, mentre è rimasto a terra Locascio. Si rialza il 7, non senza qualche polemica. Deve battere adesso la rimessa laterale lo Sciacca, batte proprio Locascio che era a terra fino a qualche istante prima. Ma anche beccato, per dirla così, dal pubblico veterano. Falciano. Licata mette lo spiovente al centro, non esce Perez. Pizzitola non controlla bene, mantiene il pallone in campo, ma è troppo tardi ormai, è uscito del tutto l'oggetto della contesa, che adesso è nelle mani del numero 3 Pizzolato, che andrà a battere con non particolare fretta in realtà questa rimessa laterale. Ancora nessun cambio, arrivati al 65esimo. Ricordiamo il gioco in 10 per l'espulsione di McLean, qua ancora Falciano, l'altro numero 9 in campo, prova a girare il pallone da terra, addirittura Falciano viene però fermato. Però occhio alla Folgore che può ripartire in contropiede.
Calderone perde forse l'attimo giusto, riprende palla Telic. Scalia si propone a destra, guarda l'area di rigore, il pallone arriva al centro, calcione anticipato, va lontano poi anche il numero 23 Scozzari. Calderone non controllato. La panchina della Folgore è abbastanza agitata, più calma dalle parti dello Sciacca, soprattutto dopo il gol di Ala. Locascio rischia, viene fermato da Monzon. Ancora il numero 5 dopo l'interruzione, occhio qua, Licata colpisce Calderone, o almeno c'è stato lo scontro. Quanto t'hanno dato, coglione! Si arrabbia Calderone, noi neanche l'abbiamo ripreso con le nostre telecamere quello che è successo. Per il pubblico di casa Licata ha colpito volontariamente Calderone. Ovviamente solamente uno scontro fortuito. Ora Quale vediamo sezione arrivi? Da Marsala? Da quando Cemanno? discutere i due. Riccardo, pezzo di merda! E figlio di puttana! La comitata, Riccardo! Cambi nello Sciacca. Esce il numero 4 Garufo, entra il numero 10 Raul Mala, anche lui nuovo arrivo. Riccardo, sei venuto! Primo cambio La della comitata gara. ci mise! Pezzo di merda! Questo momento di confusione dovuto a questo scontro tra Licata e Calderone, che per il pubblico di casa era volontario. Ancora Calderone che va a parlare con il segno termini. Va lontano. Talizio alza troppo il numero 8. La gara adesso si è accesa definitivamente, difficilissimo mantenere gli animi quieti per il signor Mastro Simone. Telic alza troppo il piede, gioco pericoloso, ma ha colpito evidentemente Scozzari, però per l'arbitro era a segnalare con un calcio di punizione indiretto. Lo vedete lì a destra, un mucchione, per ora solamente qualche parola di troppo che sta volando lì dalle parti dell'area di rigore difesa da Elesai. In molti hanno un Calderone che sembrerebbe essere quello in questo momento preso più di mira dai discorsi che mi stanno creando lì in area di rigore. Può battere Lupo, pallone che arriva al centro, deviazione proprio di pizzolato, però non fa male a Elesai. Cooling break, 69esimo, gara che si è accesa definitivamente, può succedere tutto da un momento all'altro, entrambe le squadre devono mantenere i nervi saldi per cercare di arrivare nella maniera migliore possibile al rush finale. Continuano le discussioni, prova a mantenere tutti calmi il capitano Costamagna. Per quanto riguarda la Folgore, Sciacca non vuole farsi prendere da questo clima di tensione. Sembrano molto calmi i ragazzi di mister Di Salvo, il mister Jacopo. Quelli di mister Di Salvo invece sono abbastanza accesi. Ho sentito ovviamente il coro dei sostenitori della Folgore nei confronti del direttore di gara, del signor Mastro Simone, reo per il pubblico di casa di non aver arbitrato, di non aver preso le decisioni più corrette nel corso degli ultimi minuti. Sicuramente pesa per ora a referto l'espulsione di McLevan per un fallo di reazione dopo
uno scontro in area di rigore con Modù. Il direttore di gara aveva segnalato proprio il fallo a favore del centrale dello Shakhtar, fallo di reazione di Nick Livan che era già ammonito, quindi doveva abbandonare prematuramente Scusa e ti chiedo di cosa! il campo. Pezzo di merda! Già pronti i ragazzi dello Shakhtar, non ancora quelli della Folgore, continuano le discussioni. Ora sono proprio Calderone e Licata a parlare. Licata magari sta spiegando che lo scontro c'è stato ma non è volontario. Calderone va a dargli una pacca, ti fa dire va bene, è successo, pensiamo adesso alla gara, pensiamo agli ultimi 20 minuti più recupero che ci sono da giocare. Prima che sembrerebbe essere rientrato, ma basta solamente una piccola scintilla per fare scoppiare ancora una volta il termometro della gara. Folgore 0, Unitas 1. Per ora decide il gol di Ala. Stai zitto, Gianè! Non è sicuramente un'ipoteca così tanto elevata per il match di ritorno, però lo Shakhtar in questo momento andrebbe a giocare la gara interna di questo doppio confronto con la possibilità di portare a casa appunto 2 risultati su 3 per passare il turno. Fischia il signor Mastro Simone, sono persi giù 2 minuti in questo cooling break, un po' più di interruzioni in questo secondo tempo rispetto che al primo. Qua viene colpito il pallone dal direttore di gara, si arrabbia Peter Nicchia per questo passaggio orizzontale da prassi quando viene colpito il direttore di gara, secondo recenti anche disposizioni. Il gioco si ferma e viene spodellato il pallone in favore della squadra che teneva il possesso. Qua continuano le lotte vicino alla panchina. Lotta ancora una volta Calderone con Mal. Adesso sta rimessa lunga che arriva addirittura in area di rigore, colpito Calderone senza però farlo. Lupo prova a girarsi, ce la fa, Scozzari, pallone messo al centro, non benissimo, e allora può andare Licata che va lontano, cercare ancora Pizzitola, ottimo controllo il numero 11 che mette in corsa Falciano, occhio al numero 9, prova a ragionare in contropiede lo Shakhtar. Ancora Falciano, rientra la Folgore, pallone buono per Pizzitola che è in aria, prova le giocate, viene fermato da Monzon. C'è ancora Teliz che interviene in maniera irregolare. Calcio di punizione in favore della Folgore, quindi può rimettere il pallone avanti. Nonostante l'uomo in meno, comunque però la partita sembrerebbe avere un copione chiaro. Lo Shakhtar vuole mantenere il vantaggio senza rischiare più di tanto. La Folgore però sta avendo il pallino del gioco. Scalia viene messo fuori dal numero 19 nella lotta con Ferrando. Piovente che arriva al centro, lo cascia a difendere su Quinci, non benissimo però. Falciano appoggia, Teliz, Caternicchia per Pizzitola che può correre a destra, occasione Shakhtar, si propone in sovrapposizione Caternicchia, non è la prima volta che ha questa idea Pizzitola, stavolta il numero 2 lo capisce, lo sa, viene fermato. Scalia sul punto di battuta, questa rimessa laterale andrà probabilmente lungo il centrale monrealese.
per Mal, a rimorchio, che mette il pallone al centro, tutti a vuoto. Occhio adesso a Calderone, c'è Modù, Locascio, colpito Locascio, Cazzo dici? Ma non lo tocca mai! in ritardo, intervento qui del giocatore Folgorino. Si prepara un altro cambio per lo Sciacca, sta per entrare il numero 13 Gerardi. Vediamo chi esce. Sì, no, c'è Mal, non credo che esca il numero 10. Esce Pizzicola, applaudito, è quello che può essere anche considerato il suo pubblico. Bellissimo il gesto del Paolo Marino, che apprezza un talento di queste parti del territorio, che però oggi veste un'altra maglia, quella dell'Unitas Sciacca. Ha fatto anche bene, soprattutto nella ripresa. Credo che il migliore esterno appunto dell'Unitas sia stato proprio Pizzitola per quanto riguarda i restanti 45 minuti, almeno i 30 che ha giocato. Ha fatto meglio nella prima partita di gara, però ha fatto gol, quindi alla fine questo conta. Falciano prende palla, la difende, pallone buono per Caternicchia, Murato riesce a trovare adesso, pallone al centro per Ala. Ci voleva proprio smentire subito Ala con l'inserimento di testa, che non è neanche la specialità della casa, sul cross provato da Locascio, che ora si sposta a destra con Gerardi che gioca a sinistra. Magari qualche licenza di offendere in più per Locascio con Gerardi, che è un calciatore che ha caratteristiche più difensive, utile quindi per difendere questa parte finale di gara. E Lezai, calmissimo, mangia in testa al suo avversario e poi va dalle parti di Gerardi. Si prepara un cambio anche dalle parti della Folgore, pronto il numero 15 Gioia ad entrare, lotta su questo pallone. Unitas tutto fermo, esce il numero 11 Calderone. E di contro appunto è Calderone, entra numero 15, formazione iniziata, Gioia. Palla ancora per l'Unitas, arrivati al 79esimo. Tiene lì Mal, prova a girarsi, viene colpito ma non c'è nulla. Gerardi riprende palla, Locascio, altra parte del campo, la giocata di Locascio, Caternicchia, Licata può arrivare sul pallone, spiovente col sinistro in aria a cercare Falciano, chiude Costamagna, prova a chiudere anche Ferrando, non preciso, evita comunque il calcio d'angolo, ma concede una rimessa laterale. Occhio a Mal che perde palla, la può andare Quinci, si accentra, Gioia, sbaglia il numero 15 e riprende palla Mal, ma solo per un attimo, perché riprende subito il possesso. Scozzari che sbaglia a sua volta, rilancio per Falciano, occhio al 9, Falciano non è fuori gioco, è tutto buono, Falciano! Assist e gol per il numero 9 che mette il suo timbro su questa gara, sulla prima con la maglia dello Sciacca, 0-2.
un gol d'attaccante vero, un gol da Falciano che dopo l'assist di testa fa il gol col sinistro bucando Perez. Presa in controtempo la difesa della Folgore, che stava cercando quantomeno di dare continuità alle azioni offensive, seppur senza mai un pensierio più di tanto Elesai. E adesso altri cambi per il mister Diacono. Esce Locascio e alla di sacrificio la sua. Entra il numero 18 Tironi, beccato ancora una volta dalle anime rossonere presenti qui. Paolo Marino, Locascio, anche uno sguardo come a dire sì, però intanto noi siamo avanti, Sciacca avanti, 2-0. Ala Falciano, grande giocatore, grande giocatore, ha dimostrato nel corso degli ultimi anni, è un bomber di esperienza, di qualità, però ovviamente bisogna sempre trovare anche la collocazione giusta all'interno di una realtà come quella dello Sciacca, che punta senza mai essere vittima di presunzioni, punta a fare bene e poi quello che viene, alla fine la squadra c'è, la voglia di fare bene c'è, ma ancora è prestissimo per dire anche solo qua forse un po' come il braccio di Monzon, segnato anche al signor Mastro Simone. Al tempo stesso però c'è anche da parlare di una Folgore che sì, magari ha ancora qualche lacuna che deve essere sistemata. Il calciomercato con gli svincoli non finisce mai nel dilettantismo, quindi c'è ancora tempo. Riprende palla Scozzari dalle parti di Quinci, controllo del 24, ancora Quinci, le giocate, prova col destro a farsi vedere Quinci, viene fermato però la ricata. Poi Falciano, corre il numero 9 e poi non si capisce la giocata che voleva fare Scozzari, probabilmente voleva trovare Gioia, una punta di talento più che di peso, il numero 15, molto giovane ancora, anche lui tra i nuovi volti di questa stagione folgorina. Quel rilancio invece di Teliz, un mastino di a centrocampo che ha provato anche colpi da campione, quelli che comunque sono nelle sue corde. Caternicchia conquista palla senza fare fallo, allora passeggiando qua si trova Malle, giro palla ora di Ala, come arriva addirittura dalle parti di Teliz, rilancio delicato che adesso sta prendendo qualche licenza offensiva in più. A vuoto per il sinistro del capitano dell'Unitas Sciacca, in questo momento ricordiamo avanti di 2, in questo momento può sicuramente dire la sua nel match ritorno, avendo a disposizione 2 risultati su 3 per passare il turno, e ora potrebbe anche perdere con una rete di scarto, perdere di misura per passare comunque alla fase successiva di un torneo, ricordiamo, di cui per quanto riguarda la fase regionale l'Unitas è campione in carica, quindi la tradizione c'è, la voglia di mettere un altro sigillo sarebbe clamoroso, però come detto il campionato è lungo, la coppa parallela al campionato è sempre l'incognita. Unitas l'anno scorso l'ha vinta con merito nella finale contro l'Avola, adesso con calma Licata. Il tacco di Girardi, intelligente e interessante, poi viene fermato però il pallone, il numero 3 pizzolato, Monzon arriva a controllare, va lontano, cercare un'altra volta Gioia, che non riesce però a girare, Modù lo anticipa in maniera non tanto corretta, non tanto precisa, però efficace, questo è l'importante, poi me lo sai in un centrale. Teliz, Licata, Modù, non è ancora per Scalia, diciamo che anche i nuovi volti
formazione Saccenza, sono stati sicuramente tutti promossi a buoni voti. E soprattutto Falciano, Feliz, Garufo, ma anche Scalia dietro. Ha reso dura la vita a tutti i suoi avversari, a partire da McLevan, che poi addirittura ha preso giallo per un fallo commesso su Scalia, e poi il rosso per il doppio giallo, fallo di reazione ai danni di Modù. Lo Shakhtar non stanno trovando anche minutaggio diversi nuovi arrivi, come ad esempio Pierce o Luminario. Non è allontanato cercare Falciano ancora una volta. Magari basta solo avere un Falciano così per cambiarti le partite. Cambio. Abbiamo proprio chiamato adesso il numero 16 Luminario, e c'è il numero 5, così come detto da uno dei componenti della panchina dello Shakhtar. Dovrebbe uscire quindi Capitan Licata, che ha ceduto la fascia a Modù, e c'è il numero 5, vedete, in basso al vostro schermo, quasi il massimo che possiamo fare è far vedere anche il bordo campo. Pallone per Monzon adesso, primi minuti, anche in maglia verde per Luminario. Lotta Tirone. Scalia. La giocata di Mal favorire Falciano, che preferisce però chiamare in causa Feliz, che adesso fa l'esterno basso, addirittura proprio più un braccetto di sinistra. Il numero 8 può fare tutto, una carriera importante, prestigiosa per l'Uruguagio. Questo nuovo capitolo a Shakhtar. Caternicchia controlla in area, Caternicchia, ancora il numero 2, mette il cross al centro per Falciano, che controlla così, arriva a sinistra di gran carriera Gerardi, pallone per lui, mette il cross al centro il 13, impreciso, allora va subito a raccogliere una delle sfere presenti alle spalle della sua porta Perez, ma c'è una deviazione perché rimangono tutti là i giocatori e il signor Mastro Simone indica chiaramente la bandierina, calcio d'angolo per l'Unitas Shakhtar, che punta quindi a chiudere anche avanti questa gara, che è arrivata nel frattempo all'88esimo minuto di gioco. Tante maglie verdi in aria, nonostante ci troviamo appunto all'88esimo, appunto in una situazione che vede avanti lo Shakhtar di 2, che arriva al centro, spizza in qualche modo Scozzari, non è preciso qua il passaggio di Luminario, che poi sbaglia, e occhio a Gioia che prova a ribaltare il campo. La giocata di Lupo non male, e Lesai addirittura da libero manda lontano questo pallone, poteva anche addirittura imbeccare la corsa di Ala. Sempre una spina nel fianco per la Folgore Castelvetrano. Adesso ancora una volta largo per Caternicchia, che si infila con una serie di maglie blu, alla fine rende il pallone giocabile per Falciano, doppia deviazione Caternicchia! Si fa trovare pronto il numero 2 e trova la rete dello 0-3. In gol anche Caternicchia, che esulta. Ibrahimovic alzando il pugno al cielo, saltando di gioia. Se lo meritava il numero 2, molto spesso protagonista di sovrapposizioni. Entra nel frattempo anche il numero 3 Cracchiolo nello
Sciacca. Non ho visto bene chi è uscito, credo comunque si tratti di Ala. Chiodo più difensivo come esterno, credo che Gerardi avrà quindi più possibilità di andare nella metà campo avversaria. In questi ultimi minuti siamo entrati adesso infatti nel tempo di recupero, il Paolo Marino va svuotandosi, la Folgore ci ha provato ma in 10 contro 11 al 50°. Fate più non schifo è del sicuramente campo! una E ce ne vuole. impresa facile. I ragazzi di mister Di Salvo riprende palla nel frattempo, Luminario si propone a destra, Caternicchia, Lupo predica nel deserto, adesso ancora Falciano che addirittura indietreggia di qualche metro per cercare di rendere giocabile questo pallone che gli è arrivato, uno dei tanti che gli è arrivato. Lupo si gira, ancora il numero 10, giocatore dotato di grande talento, oggi però, come ho detto anche un po' poco fa, è come se avesse predicato nel deserto, in quanto non è mai riuscito in realtà a imbeccare bene i suoi compagni in profondità oppure a cercare una traccia anche nei versanti. Lupo cambia gioco, lo fa male. 92esimo in corso, non so se il direttore di gara darà più di 2 minuti di recupero del cooling break, sarebbe un po' da recuperare tra interruzioni, cambi, risultanze, però probabilmente preferisce andare tutti a casa con qualche secondo di anticipo. Magari c'è l'ultimo spazio per un'ultima azione per lo Sciacca con Cacchiolo, che viene però fermato bene da Almerico, che adesso dà la palla a Perez. Un tran tutto argentino per questo colone, i ragazzi col vessillo albiceleste sul cuore, anche la carta d'identità. Ancora Perez rischia qualcosa, va lontano con il destro, si perde però il pallone sulla fascia laterale, spazio per Teliz ancora per giocare qualche altro pallone. Scalia, un preciso Caternicchia dopo lo scambio con Luminario, ancora Alex Scalia, va dove c'è l'ex Marsala. Teliz, buono per Raul Mali, va col destro, Falciano riceve, Lukaku quasi, il numero 9, adesso il destro a lontano, numero 18 Tirone, e questa è l'ultima emozione del match del Paolo Marino. Folgore, Castelvetrano 0, Unitas Sciacca 3, finisce così la gara d'andata del primo turno della fase regionale siciliana della Coppa Italia Eccellenza tra Folgore e Unitas Decidon, le reti di Ala nel primo tempo e di Falciano e Caternicchia nel secondo. Grazie a tutti per averci seguito in questa prima settimana, in questa prima domenica di gare. Ovviamente il mio invito a voi è quello di farlo anche nelle tante altre domeniche che ci aspettano da qui nel corso di questa stagione. Da Gabriele Rispetta è tutto e a risentirci con lo spettacolo del calcio qui su Sportissimo.